100.000 persone senza lavoro, una cifra impensabile in Veneto fino a 2 anni fa e oggi scritta nero su bianco nel rapporto 2009 di Veneto Lavoro. Sapevamo che era un anno orribile, però abbiamo messo tutti gli strumenti per poterlo gestire al meglio. Su tutti attraverso una coesione sociale molto forte, un rapporto tra il mondo del lavoro e le istituzioni per mettere a disposizione tutti gli strumenti. Il primo di questi, la cassa integrazione in deroga. La Regione ha già utilizzato 70 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali e per il 2010 ne ha a disposizione altri 120. La vera sfida però sarà puntare alla formazione per dare una possibilità di lavoro a chi oggi non ce l'ha più, e sono in tanti. 50.000 hanno perso l'impiego nel corso del 2009. Particolarmente colpiti sono stati i settori industriali, in modo particolare il settore meccanico, che ha perso quasi 20.000 posti di lavoro, e di conseguenza anche alcune figure particolarmente concentrate in questi settori, quindi in modo particolare figure operaie, spesso di origine straniera, maschi. Paradossalmente invece la precarietà è diminuita, perché i primi a perdere il lavoro sono stati i titolari dei contratti a termine o a somministrazione. In ogni caso, dei quasi 500.000 lavoratori dipendenti rimasti a casa, 100.000, 1 su 5, si è rivolto a un centro per l'impiego. La metà ha trovato una nuova occupazione, ma la congiuntura è ancora negativa. La crisi infatti ha colpito tutte le province, di più le industrializzate, Treviso e Vicenza, e la coesione sociale non sempre ha funzionato. Quando di fronte abbiamo multinazionali privi di umanità, e allora le scelte ci cadono dall'alto e la rabbia diventa tanta. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di attutire il più possibile l'impatto, di dire a questi lavoratori che ci saremo e saremo in grado di dare loro alcune risposte per ritrovare altri posti di lavoro in alcuni settori che evidentemente stanno per chiudere. I prossimi mesi, marzo e aprile, saranno durissimi e per il resto dell'anno nessuno si lascia andare a grandi speranze di miglioramento. Nel 2010, date le previsioni che si fanno sulla dinamica del prodotto interno lordo, è difficile pensare a un recupero dell'occupazione. Ci si augura che la contrazione della domanda non prosegua ulteriormente o comunque non prosegua con la stessa intensità del 2009. Crisi significa cambiamento. Certo non torneremo ai numeri del 2008 e nemmeno alla qualità di vita del 2008, dovremo adattarci a una vita che in questo momento sarà diversa.